all'ingresso perché senza motivo. E quindi buonasera, benvenuti, bentornati dopo circa 3 settimane di stop alla Trinacria League. Questa è la prima partita di Serie A fra la nuova squadra di Carmelo Bertolini come Iucamu e una vecchia conoscenza della Serie B, gli Aquile di Sicilia, che quest'anno hanno fatto qualche acquisto, adesso lo vedrete, con Ferrara e Parlato. Quindi si prospetta essere una grande partita questa prima partita di Serie A, quindi subito con la conclusione ribattuta da Lorre che gioca per i Como Iucamu, dietro da Bertolino arrivato in top 3-4 per il pallone d'oro di Serie B dell'anno scorso. Quest'anno ha deciso di mettersi in proprio e proprio andare in Serie A. Qui Faraci lungo troppo, quindi Micci che ringrazia, riparte Ferrara, apertura da Parlato, palla che rimane un po' a metà, Lombardo esterno dietro da Bertolino, si apre Riccobono, non servito per la pressione, quindi Faraci, pondere lungo, profondo troppo, cognome Marco, Riccobono, anticipo secco. D'Amico, servizio lungo, conclusione, Faraci ci mette il piedone, quindi prima rimessa laterale in quella posizione, sempre D'Amico verso Gueccia che vuole girare subito da Parlato, zona tiro per lui, sposta, calcia Parlato, chiude Lorre. Gueccia parte sulla sinistra, ancora Gueccia, si accentra, indica come fa, diciamo, come faceva, ormai ritirato, Tony Cross, col dito, un inserimento che non è arrivato, quindi Gueccia, di nuovo, apertura, cambia tutto Parlato e si inserisce, palla di ritorno con i giri giusti, ancora Parlato, inserimento, chiude Bertolino che può ripartire un po' lento, perde l'occasione e poi serve Lorre, che ha spazio, finta di corpo, raga, fatevi vedere, raga. E poi prova ad andarsene. Ancora Lorre con un guizzo. Lorre! Palo! Grande giocata delle ragazze in maglia bianca. Qui è buono il pallone per D'Amico che prova il tacco, volante. Però abbiamo assistito a 2 belle giocate in fila. Però ancora il risultato bloccato sullo 0-0. Lorre da pivot si gira su Ferrara, Lorre calcia male, fa tutto bene, sbaglia forse la cosa più semplice in questa situazione. Parlato, D'Amico, appoggio di prima, Ferrara può girare tutto da Gueccia, palla che arriva adesso un po' profonda, infatti esce il portiere alla fine, senza fronzoli, mette fuori Riccobono. D'Amico prova ad andarsene, perde il pallone su Riccobono che vuole ripartire, 3 contro 2 che si distende con il pallone largo a cercare Lombardo che non può arrivare, chiusura decisiva di Parlato. Riccobono, 1 contro 1 con Stefano Parlato, prova il destro, deviato, quindi rimessa laterale dall'altro lato del campo, se ne occuperà probabilmente Lorre. C'è Bertolino in agguato sulla sinistra, non servito, quindi Lombardo imbucata un po' telefonata perché c'è Stefano Parlato che è velocissimo, ancora Parlato, calcia lui, deviazione laterale nera. D'Amico, palla che passa, Parlato, stop e tiro per l'1-0 di Stefano Parlato. 1-0 Aquile di Sicilia, piazza semplice senza sforzarsi, grande rete.
Ah, no, bella squadra. D'Amico, apertura, Ferrara. Vuole di nuovo il secondo palo, ancora Ferrara, mette a sedere Bertolino, ancora Ferrara. Perde poi l'impatto col pallone, l'ultimo tocco è nero. Vedimi se per favore sono indietro. Non l'ho visto. Vieni qua, Sofi. Ho bisogno di una casacca per il portiere. Chi c'hai? È una casacca per il portiere. Perché il portiere è nero. È nero come loro, quindi come poco fa Una casacca. Sì, si è a posto. No, dove? Sì, sei in diretta. Con un po' di ritardo, ma sei in diretta. Ti do la mia volta. Vabbè, non mai. No, vabbè, perché? No, per me lo potete fare. Va bene, fatelo tu. No, Ok, dai, fate così. A posto, via. risolto. Vai. Almeno il portiere diventa grigio e lo sono tutti neri, a posto. Meglio per tutti. Perdiamo tempo, visto? Devo prendere soldi. Sì, lo sconfiggate perché sei così. Para piano. No, aspetta, guarda. Aspetta. Si ricomincia dopo l'interruzione per capire, attenzione, passaggio sbagliato, Gueccia, palo! Pareggio il conto dei pali, 1-1, Gueccia se l'è divorato, questo non dico che era semplicissimo, però siamo vicini a questa definizione. Qui intanto Bertolino aveva fatto un errore non da lui. Lombardo, imbucata che passa per un attimo perché c'è la chiusura di Ferrara, adesso combatte Gueccia, ancora il numero 10, palla che passa per un attimo, prova ad andarsene in mezzo a due Riccobono, prende un calcione e qui Gueccia. Giusto così. No, vabbè, lui ha dato il calcio preciso sul... Ma lui come ambito mi sembra bravo. No, Miloro è bravo. Mi ha arbitrato la finale quest'anno. Ma io Tanto parlato, ha pizzicato l'incrocio dei pali. Lombardo, situazione di vantaggio, ancora Lombardo, carica il destro, poi finta col sinistro. Alla fine chiude tutto parlato. D'Amico, 1 contro 1, ancora D'Amico, sterza, sinistro, bloccato. D'Amico apre tutto, chiude Lombardo, poi c'è parlato che serve D'Amico che forse non se l'aspettava, la palla gli è sbattuta sullo stinco ed è uscita. Bertolino che deve cercare un po' di sistemare i suoi, sono messi male in campo. Qui Riccobono, finalmente un movimento centrale, braccato subito. Un po' da oliare, diciamo, questi meccanismi per la nuova squadra. Parlato. Servizio nelle zone di D'Amico, 1 contro 1, guarda altri fronti, sempre Parlato, che gliela ridà, alla fine la palla diventa buona per Gueccia, quindi Ferrara carica il destro, ci ripensa, Gueccia. Parlato, guarda la porta, finta di tiro, ora sì, traversa di nuovo di Parlato, c'è stata la parata di Faraci, quindi calcio d'angolo, già la seconda traversa di Parlato. È un gol messo a segno, diciamo che è il più attivo dei suoi in fase offensiva. Qui intanto Ferrara chiuso da Riccobono, rimessa laterale sempre nera. Qui palla in mezzo, Gueccia di testa, Bertolino raccoglie e serve Lombardo. entra, stai.
Bertolino, palla che passa, ancora Melo Bertolino, se ne vuole andare, rischia, attenzione D'Amico, vuole il sinistro, poi viene fermato, calcio d'angolo. Un po' in difficoltà la squadra di Carmelo Bertolino. Il palo in mezzo dove arriva sempre Ferrara. Tanto scusatemi, sto assistendo a una cosa nel treppiedi. Attenzione, Lorre se n'è andato e colpisce il suo secondo palo. Grande giocata di Lorre, spero si sia vista. Ha fatto una grande giocata Lorre. Qui palla in mezzo proprio a cercare Lorre. Va bene, dai. No, penso palo di lei. Ma questo è già il secondo che prende. Sempre lo stesso. Vabbè, giù. Lombardo. Parte lui. Apertura che arriva nelle lesioni di Riccobon. 1 contro 1. Sposta sul sinistro. Bloccato. Futuro. Imbucata. Lombardo carica il sinistro, un po' troppo macchinoso nella conclusione che parte e arriva a destinazione la rete di Riccoboni. Un attimo di perché non li conosco ragazzi, sono nuovi, hanno pareggiato subito, quindi subito 5 minuti ci hanno messo 1-1. Oh ma che Carmelo è un poco confuso. Non vai, adesso è a diesel. A Caibone, non a diesel. Micci che è Ferrara in realtà. Gueccia. D'Amico. Se ne va. Finta, mette a sedere due avversari, poi non può tenere questo pallone qui. Parlato. Faraci. Futuro. Bella la giocata ancora di Lorre che lotta con Gueccia che cade per terra. Ancora Lorre viene fermato da Ferrara. Lombardo chiude tutto per servizio da Lorre che questa volta apre troppo. 2 pali e un errore di Lorre. Va bene, dai. Fermo. Sulla palla che? Sulla palla. 1, 2, ok, rischio io, fai giocare. Un altro passo, ok, puoi giocare. Futuro profondo a cercare Riccobono che tocca ma non basta. 1. Ferrara. Gueccia. Torna dal 7 che può portare palla. Un po' troppo fermi i ragazzi dell'Aquile di Sicilia, adesso arriva Parlato, prestato dagli avversari, Gueccia non vuole rischiare, infatti torna da D'Amico che è solo. Parlato, tocca per ultimo. Parlato, tocca Ferrara, D'Amico è destro. Infatti piazza calcio d'angolo. Il palla in mezzo che diventa un tiro di Parlato.
Vieni qua, non va, è tua, però vieni qua. Ok, puoi giocare. 1. Ricco, Non là è buono. nera, stavolta è nera. Uè, il tempo. 1. D'Amico. Parte Queccia. Palla più sicura nelle zone di parlato, che non ingaggia l'uno contro uno. D'Amico. Scappano tutti, infatti non ha nessun appoggio, deve rischiare un po', alla fine torna dietro da Riggio. Palla un po' complicata, infatti perde il pallone appunto Ferrara. Conclusione di Lombardo che si spegne sul fondo. Ferrara porta palla, va sul profondo, servito bene parlato. D'Amico piazza con deviazione, calcio rimessa laterale, scusate. Qui conclude D'Amico con la punta, palla che si impenna. 1. Attenzione di testa, Riccobono non arriva. Sì, è libero. 1. Quindi non ci sono le regole classiche. Sono tutte uguali tranne questa. Perché comunque è un torneo. Qui parlato esterno della rete. È un torneo, diciamo. Gueccia. Ehi! Sofia! Sofia! 1, 2. Ancora Gueccia. Vola in movimento che non arriva, quindi si mette in proprio. Ancora Capitan Gueccia che sgasa. Imbucata precisa per il treno. D'Amico che arriva e fa 2-1. Ma questo gol è praticamente confezionato da Capitan Gueccia, Raga, chi ha segnato? che serve perfettamente D'Amico, che è bravo, freddo, sotto porta a fare 2-1. Futuro, centrale, Lorre, parlato di esterno, D'Amico è solo destro, palla che arriva nelle zone di Lombardo che fa scorrere. Lombardo, anzi scusatemi, Riccobono, porta palla, esterno. Dice Samu, dalla prossima metti i loghi che trovi su WhatsApp per le partite. Ok. Vabbè. Buona. Non lo so. Calmo, calmo. Era. 1, 2. Parlato, esterno male. Attenzione, Bertolini in mezzo, Lorre arriva sempre a destinazione, ma questa volta la palla di Bertolini era un poco forte. Temotto intanto chiamato da Capitan Gueccia.
quella è l'abitudine. Ah, ma bravo! Fai tranquillo. A chiunque, che non ti ascolta. Attenzione, bella giocata e poi errore di Carmelo Bertolino che là con un tocco sotto poteva tornare sul 2-2. Qui grande giocata e conclusione di Lombardo sotto le gambe di Michiche. Quindi il 2-2 è arrivato da Lombardo. Pareggio che arriva quasi allo scadere del primo tempo. Gueccia vuole un'imbucata che non arriva. Adesso sì, tacco di Parlato che arriva a destinazione. D'Amico 1 contro 1 che non si fa perché il pallone arriva da D'Amico che subisce un fallo, probabilmente l'ultima azione di questo primo tempo. Il piede sarà sicuramente quello di D'Amico a calciare la punizione. Già si è impostato, sta contando già i passi. Praticamente un tiro libero con barriera. Anche se da lì il sinistro di Parlato magari potrebbe dire anche la sua, si defila un po'. Quindi l'indiziato numero 1 è il numero 11. È lo schema. Conclusione sul palo di Parlato e finisce qui il primo tempo. Lombardo. Apertura da Riccobono che prova a lanciarsi, intanto comunque non l'ho detto ma l'avete intuito, è iniziato il secondo tempo. Gueccia, doppio passo, falciato per un attimo, Parlato, esterno un po' telefonato, pallone che arriva a Michiche che in realtà è Ferrara, abbiamo già capito che il cambio di maglietta. Futuro. Bertolino in profondità, Lombardo, bello l'aggancio, ancora Lombardo, mette il corpo, Gueccia non è alla sua portata però lo bracca bene, ancora Lombardo, imbucata, Futuro liscia il pallone e non batte a rete.
Sbaglia il passaggio, qui parlato. Ah, bella squadra. Poi sei sicuro che te devi andare? Allora. Ferrara, finta, ancora Ferrara, si sposta e calcia! Faraci praticamente l'ammortizza il pallone piuttosto che rimandarlo a mittente. Qui tacco di Ferrara che passa, attenzione, Parlato! E arriva la rete di Stefano Parlato, la doppietta. Già abbiamo un pochino capito quale sarà l'andazzo del suo campionato, se partiamo così con 2 gol a un tempo praticamente. Sarà sicuramente uno da cui aver paura. Vuturo, imbucata che non passa perché c'è D'Amico che si mette contro 2. Tocca per ultimo Bertolino, no, secondo signor Miloro. Riccobono, passaggio alla cieca, capisce tutto Queccia, bello il pallone, D'Amico braccato da Bertolino, alla fine Vuturo con una crocchetta un po' fortunata riesce anche con un turno a servire Riccobono. 1 contro 1, Riccobono passa come faceva Inzaghi, ancora Riccobono, errore, poi con chiusura di Ferrara. Bello il passaggio qui a cercare D'Amico che va in mezzo, fase confusionare, alla fine Bertolino gestisce bene questo pallone, Lombardo, bello il pallone, Riccobono, errore su Miccichè. Comunque pillola di calcio per chi non sapesse, stavo dicendo questo, per chi non lo sapesse, le pillole di calcio, Inzaghi lanciava la palla in mezzo alle gambe degli avversari per andarsene, sì. Un tunnel trovato che però funziona per pochini. Marco. Lombardo, solo isolato contro 4 maglie nere, infatti cerca Vuturo che può allargare da Bertolino, attaccato subito da D'Amico, non ha scelte di passaggio, infatti si appoggia da Faraci che guarda un po' e serve il suo collega avversario Miccichè. D'Amico, imbucata, bello il pallone di Queccia, di ritorno, D'Amico! Fa il saltello prima di calciare, se lo divora veramente di poco. Dammi una cartina, vedi? Mettiamo giù il tabacco, un po'. Palla in profondità, Lombardo! Ha provato l'acrobazia aerea di tacco, ci stava tentare questo scorpione così. Palla in profondità, qui c'è il fallo e l'ammonizione per Vuturo. Ammonito pure Lombardo. Molto poco. Parlato alto di poco. Lombardo lotta, ancora il numero 10, si gira, vuole il destro, alla fine si pesta un po' i piedi con Vuturo, poi imbucata che diventa buona per l'Orre che va in mezzo, chiude Miccichè.
Non a fare tutta la console. Vabbè, mettimela tu direttamente nella cartina. Angolo! Come? Ma sono ragazzi che corrono, quindi... Sì, Ferrara. Calcio d'amico, palo dopo la parata di Faraci, attenzione, palla che rimane lì, palo in mezzo, chiusura, Lombardo si può distendere, adesso è come Iucamu. Ancora Lombardo, palla profonda, troppo chiusura e palla nera. Sì, di squadra. E comunque la gioco da persone l'hanno tutti. No, sono bravi. Ma fondamentalmente dico... Michiché, anzi scusatemi, è sempre Ferrara. Gueccia, va da solo, sempre Gueccia. 1-2 che non si chiude, troppo forse altruismo in questa situazione. Ricco Bono vuole andare contro due avversari, tocca se non sbaglio d'amico alla fine. Chiuso? Sì. No, mettiamo un po'... Era la tocca. 10. 10. Ce l'abbiamo. Fermo lì, puoi giocare. 1. Parlato, imbucata buona per Ferrara che non la può tenere. Giusto. Fai giocare. 1. Tranquillo. Attenzione, conclusione di poco larga dopo la deviazione di Michiché, se non ho visto bene, cioè se ho visto bene. Bertolino tocca per un attimo, poi Gueccia allontana. Lorè, 1-2, Bertolino, ancora Lorè, sposta sul destro, chiude, adesso Vantaggio. D'Amico che può ripartire 3 contro 1, D'Amico va da solo, incespia col pallone, però la ritrova, palla in mezzo, chiude col tacco Bertolino che scade e poi il pallone diventa di nuovo buono per Lorè che liscia il pallone. Anche bianco. Partita che è piena di capovolgimenti di fronte. Praticamente a che stiamo attaccando dall'altro, siamo da un lato, siamo direttamente dall'altro. 1, Ma dove? 2. Che? Ti te ne accendi una così? Lorè, 1 contro 1, vuole calciare, arriva il 2 contro 1, Lorè calcia adesso, palla che rimane sempre a lui, alla fine allontana tutto. Futuro cerca un pallone complicato che non può arrivare a destinazione. Va bene lì, fermo. 1, 2. Sì. Loro sono bravi. Gioca, Bertolino. Alzati. 1. Gioca. Da 1. Non fare così con me perché sennò me ne fischio. Attenzione, palla in mezzo, Michiché in qualche modo. Qui palla in profondità. Non arriva a destinazione perché c'è Bertolino che fa buona guardia. Ora Faraci, Bertolino, ci ha aperto già Voturo. Non servito perché è chiuso da Parlato. Palla che arriva comunque al 4 che può giocare. Ancora Voturo, zona tiro. Voturo calcia e deviazione con calcio d'angolo. Non dovrei giocare domani. Occhio 10. Sono curioso. Attenzione a scuola di Mattia. Sì, ma Calus. Calcio a 5. Questo è questo. 6 contro Mattia, te lo conosci? 1. Faraci.
calcia con deviazione, rimessa laterale. Esperienza. Lorre, gioco di gambe, ancora Lorre, bella la giocata, anche l'apertura, Riccobono, piazza, o almeno voleva piazzarla, piede che è rimasto diciamo troppo aperto. D'Amico, Michiché, di prima da Parlato, che ha un po' di campo, zona tiro, imbucata telefonata, bello il tunnel di Bertolino che se ne va, poi Lombardo, si difende aprendo gli alettoni, ancora Lombardo, giocata come faceva Iniesta, qua lo possiamo dire, Vuturo, rientra, zona tiro, ancora Vuturo, imbucata, che passa! Non becca l'incrocio dei pali per pochissimo Lombardo, anzi no, non Lombardo ma Riccobono, scusatemi, bella la giocata. Tunnel, gli va quello, lascia. Ah. Mi sta venendo subito, però. In italiano. Però capito. Vabbè, è al suo compagno il discorso. Che La ritocchi. Giusto, raga, la ritocca, fai giocare Vicky. Fai giocare uno. Lombardo 1-2 con Bertolino che non si chiude, Gueccia buona la giocata, Parlato si distende adesso la quella di Sicilia, conclusione, anzi era un cross forse quello di D'Amico, comunque palla che termina sul fondo. Quando ormai abbiamo passato di un po' i 10 minuti, da un po'. Gioca. Ci siamo. Alla fine spuntò il Condor, no? Era telefonata la cosa. Non lo so. Qui la piazza Parlato, si distende Faraci. Dai raga, veniamo a battere, forza. Dai, oh. Lombardo tocca ma la palla diventa buona per Riccobono che si vuole lanciare in mezzo a 3 maglie nere, ancora Riccobono, sgassa sulla destra, mette davanti il corpo Ferrara che vince lo scontro fra i numeri 7. Ferrara profondo da Parlato, 1 contro 1, arriva adesso di nuovo Ferrara, zona tiro, torna su di lui Riccobono che è un motorino, non si ferma mai, conclude con deviazione, calcio d'angolo. Michiché, non c'è nessuno aperto sulla destra, infatti deve cercare questo pallone profondo. D'Amico si era coordinato bene, ha impattato anche non male il pallone, soltanto che era messo con la gamba un po' ravvicinata all'altra, quindi ha concluso male. Riccobono, scontro con Gueccia e c'è il fallo, terzo fallo per le Aquile. Qua. Vuoi giocare 1, 2. Lorre.
Ancora Bertolino, apertura, Lombardo, imbuca male da Lorre, timeout chiamato da Gueccia. Lorre, apertura sulla sinistra, da Ricco Bono calcia, chiude la gambe questa volta Michiché, ultimi giri di orologio. Qui palla in mezzo che diventa un tiro, chiude sempre Michiché, adesso c'è D'Amico, lanciato in 1 contro 1, chiude Bertolino che ha anche la meglio. Ricco Bono se ne va, Lombardo, secondo palo, Lorre, se ne va, Lorre! La piazza e trova il pareggio, 3-3 al 24esimo e 30 secondi. Calma. Ciao Samu. Samuele. Samu. Alla fine intervista e basta. Alla squadra. Oh! Al giocatore o alla squadra?
Occhio a chi scende, occhio a chi scende! Ferrara. Palla che tocca le gambe di Lombardo. Distanza, chiama 2. Signorita, ora 2 minuti. 2 di recupero. Riccobono, giocata di prima, se ne va, ancora Riccobono, giocata e conclusione larga. Lui è bravo. D'Amico, esterno, da Parlato, che calcia! Faraci, ci mette la manona. Attenzione, ultimi minuti di fuoco. Qui palla in mezzo, che non arriva a Parlato. Faraci, palla un po' complicata, attenzione, Parlato, sposta, Parlato in mezzo, chiude Lorre, poi ancora Lorre con una magia, sempre Lorre, resta Lombardo, non ci arriva. Che dobbiamo dire? Tipo. Attenzione, Lorre fermato, Gueccia, si può distendere adesso la squadra Aquile di Sicilia, sono tutti fermi ragazzi come Iucamu. Ferrara sposta, apertura, qui vantaggio che non si concretizza, fallo, forse l'ultima occasione. Quindi c'è l'ultima dopo? Sì. Me sta andando? No, Vittorio, ho detto appena se così allo stadio dimmelo. Vabbè. Che comunque forse la punizione era un pochino più a sinistra, quindi conclusione deviata, calcio d'angolo. Attenzione, palla in mezzo, troppo forte, termina qui la gara, primo pareggio all'esordio di questa Serie A sia per i Iucamu che per le Aquile di Sicilia. Ci vediamo qui alla prossima partita